Con il presidente Severino Dalbò del Confartigianato Imprese Conegliano parliamo di questo recente studio che l'associazione ha condotto in merito alla demografia della popolazione e delle imprese su scala nazionale ma anche su scala locale. Lo studio è stato fatto utilizzando uno strumento di business intelligence che matcha 4 banche dati diverse. L'elemento importante, facendo il focus sulla sinistra Piave, in particolar modo nel comune di Conegliano e i 17 comuni della cintura del Coneglianese, dice che c'è un leggero calo sui residenti e guardando invece alle imprese il numero di imprese ha sostanzialmente tenuto, ma la novità di questo strumento è che abbiamo creato un algoritmo che tiene conto di età delle imprese, tipologia dell'impresa, tipologia dei servizi che vengono svolti alle imprese e la novità è che facendo una proiezione su quello che succederà tra 5 anni, tenendo presente anche la questione dell'inverno demografico, la difficoltà di trovare personale, la stima è che ci sarà un 20% di imprese in meno rispetto alle 16.000 circa che ci sono oggi nel mandamento di Conegliano. Quindi questo è un dato preoccupante e ci fa pensare, perché dal momento che l'impresa è un po' l'elemento che fa ricadere la ricchezza per i servizi nel territorio, la cosa deve essere attenzionata assolutamente. Ecco perché oggi abbiamo chiamato gli amministratori dei comuni limitrofi e del comune di Conegliano per così lanciare questo messaggio e suonare un campanello d'allarme per fare qualsiasi tipo di correttivo, azione, iniziativa volto a migliorare la tenuta d'impresa e ad avvicinare i giovani anche al mondo dell'impresa. Sinceramente erano dati che vi aspettavate oppure siete rimasti sorpresi? Beh, in un certo qual modo ce l'aspettavamo, nel senso che il 37% nell'area del Coneglianese delle ditte individuali, per esempio, è un numero formato da imprenditori che ha più di 60 anni, quindi è evidente che consapevoli del fatto che il ricambio generazionale oggi è un'azione difficile da portare avanti per tante motivazioni, chiaramente, il dato sicuramente era un dato che ci aspettavamo e è stato confermato dall'algoritmo creato dalla nostra struttura interna. Sempre in sede di Confartigianato, questa volta con il direttore Alan Paul, parliamo di dati, ne abbiamo già accennato prima. Che cosa avete tratto e cosa trarrete da questi dati? Mi concentro anch'io come il Presidente sui dati relativi ai 17 comuni che l'associazione presiede. Diciamo che l'elemento fondamentale è che anche in questi 17 comuni c'è un calo di circa l'1,5% dei residenti, però un calo maggiore per quanto riguarda gli stranieri, si arriva quasi a un 7%. Sappiamo, la Piemontana si sta spopolando e il fattore impresa è sempre uno dei fattori determinanti che provoca questi spostamenti. La popolazione si sposta dove c'è impresa si crea ricchezza. I dati ci parlano chiaro, in questi 17 comuni la situazione, abbiamo una scarsa di natalità, niente di nuovo, scarsa di natalità, però l'aspetto più importante forse è che nella fascia 25-50 anni la diminuzione in 10 anni è stata del 20%, corrispondono a 10.800 persone, è come se sparisse un comune compreso come più grande di San Demiano. Questo ci dà dei pensieri, ci fa riflettere e ci fa dire che forse le imprese vanno tutelate, vanno gestite e vanno fatte crescere. Ecco, direttore, che cosa vi aspettate da questo incontro con i primi cittadini o chi di dovere di queste 17 realtà? Non c'è nessuna presunzione da parte della Confartigianato di avere la verità in tasca. Sicuramente fornire dei dati obiettivi, degli elementi oggettivi, per noi importanti, poterne discutere con tutti i portatori di interessi del territorio, in modo tale di vedere se la strada che abbiamo intrapreso è quella corretta, oppure se dobbiamo mettere in atto dei correttivi che ci portano verso delle soluzioni più desiderate. Per noi l'importante è portare qua le amministrazioni e continuare con un dialogo che ha iniziato da anni, ma rafforzare questo dialogo con le amministrazioni facendo capire quali sono le dinamiche e le problematiche delle imprese.